quello che io vorrò, non soltanto discorso economico, discorso morale, rovinati io, la mia famiglia. È il racconto di un dramma di un imprenditore e della sua famiglia finiti sul lastrico dopo una vita di lavoro e sacrifici. Era un ottimo venditore d'auto, Giancarlo Bruson. Mestrino, una moglie, 2 figli e 2 bellissimi nipoti, precisa con una punta di orgoglio. Giancarlo Bruson svolgeva la sua attività fiorente nella riviera del Brenta. La sua denuncia è chiara: la banca mi ha rovinato. Come? Applicandomi il tasso del 28% nel conto corrente che avevo, movimentando circa, parliamo ancora in lire, e fai conto che in questa banca 800-900 milioni all'anno. I conti sono rapidi. Quel folle tasso di interesse si è mangiato 2 miliardi delle vecchie lire. Poi è venuta un po' di crisi, ero andato a chiedere se potevano darmi, siccome mi stava scadendo la rata del mutuo, ero andato a chiedere se mi potevano dare una mano, avevo 220 milioni di auto lì ferme, però no, ho dovuto svenderle e ne ho recuperati 75-80. Inutile dire che ai responsabili di quell'istituto di credito molto veneto, precisa il signor Bruson, non è accaduto alcunché e a nulla sono valse le sue denunce presentate alle autorità competenti. Mi tiene in piedi la speranza di un risarcimento che chiedo allo Stato, dice Bruson, che oggi gestisce un parcheggio a Campalto. Sto lavorando, mi sto dando da fare, lavoro anche 20 ore al giorno attualmente, però adesso adesso lo Stato dovrà intervenire in qualche maniera.